l'aria, respira pieni polmoni, senti che aria pura, fresca, incontaminata. Altro che in città. Qui in città non si respira più. Perché senti cosa che è successo l'altro giorno a Marghera, vero? Dove? Marghera. Sai dove che è Marghera? Ah, Marghera, dove il Marghera una volta. Adesso non capisco. A Marghera, l'altro giorno, un tipo che si dava tante arie, si è morto a vena. Ah sì? Con tutta la benzina che aveva in corpo, poteva andare avanti a settimane in lambretta, motu proprio. Capisci? Comunque, sai che dove sei che dobbiamo andare? Che abbiamo appuntamento. Qua lo Stiglia Ciclabile. Fammi vedere. Mi pare che sia arrivai. Ecco, sì, io vedo. È lei l'assessore all'ambiente Conte che raccontava che Gambi, spara a camminare che il suo è magna ore. Avanti. Sti ciclisti della domenica! Scusami una roba, Maurizio, ma perché ti avete dato appuntamento proprio qua oggi? Per parlare di ambiente. A parlare di ambiente. Ma soprattutto di aria pulita, aria pura. Pulita. E qua è posto migliore che non una pista ciclabile come questa, una pista ciclabile importante, lunga, lunghissima, appena terminata quasi. Che si chiama Ostiglia. Non mi viene il nome. Ostiglia. Tutta dritta. Questa cosa che te femo, noi adesso femo un tratto, magari con l'aiuto di questo gruppetto dei tosati qua. Chi? Ma hai detto visti? Vabbè dai, pronti? Dai, se giremo, metti in moto. Aspettami qua che arriviamo. Avanti. Io. Avanti che sono magna e ore. Sti tosati qua, guarda. Ma si informa del corso, avanti via, largo bimbi. Avanti, via, largo, vai. L'abbiamo sempre chiamata Ostiglia perché di fatto parte da Ostiglia, che è un paese in provincia di Mantova, e va a finire a Treviso, e quindi si chiama, diciamo, Ostiglia, ma così è un modo di chiamarla perché era, diciamo, collegava questi due paesi. Di fatto sono circa più di 100 km di tragitto, nella provincia di Padova sono 32 km e interessano di fatto 11 comuni che vanno da Campodoro fino al comune di Tre Baseleghe, e per adesso però è stata recuperata il tratto che va dal comune di San Giorgio delle Perti, della frazione di Arsego, fino a Tre Baseleghe per una ventina di chilometri. Ambiente vuol dire anche aria pura. Aria pura vuol dire anche la possibilità di realizzare opere importanti di collegamento che non siano strade, quindi trasporto su gomma, ma possano dare sicuramente un collegamento soprattutto anche turistico, come una pista ciclabile, come un sistema ferroviario importante come la metropolitana di superficie. Sai cosa ti dico? Secondo me città dovrebbe costruirle in campagna dove l'aria sia più pura, sia più netta. Cosa massa macchine, massa macchine. Non si chiama più automobilismo in città, si chiama autoimmobilismo. Sai che tutti vuoi tornare alla natura, ma nessuno vuole andare a piedi. Questo sì. Deve essere qui. Oh. Su queste opere che la Regione sta investendo per garantire appunto che il traffico non sia concentrato nell'ambito del trasporto su gomma, ma sia differenziato appunto su rotaia. È stato appaltato da poco il secondo stralcio che va di fatto da Arsego fino a Campodoro, i lavori sono in corso e quelli sono gli ulteriori 12 km.
agli amanti della bicicletta di poter appunto trasferirsi all'interno del nostro territorio tramite queste belle vie di collegamento che hanno recuperato siti che erano destinati a altri usi e che adesso ci danno la possibilità di collegare a livello ambientale tutto il nostro Veneto. Questo percorso naturale di fatto va all'interno della nostra campagna e fa vedere tutta quella che è la nostra storia, le nostre tradizioni, anche tutte le nostre ville che ci sono, Villa Cornaro, si può raggiungere Villa Wunenburg a Loreggia, Villa Camerini nel secondo tratto, quindi andremo anche a visitare lungo questo tragitto quelle che sono le nostre ricchezze. Senti la differenza, respira. sì. Senti. Matteo, l'altro giorno in città l'aria era così vena che prima di respirare te dovevi farla boire. Ma io sento che ogni volta che respiro un uomo muore. Che tu mai pensare di fare qualcosa per l'alito, non so, dentifricio, mentine? Che mentine, sì che in campagna è tutto diverso. Qua in campagna l'aria è più netta perché i contadini ti finestre sarà. E ora? L'aria è più netta. Col piano d'aria si guarda soprattutto a un coordinamento di quella che è la situazione regionale, si guarda a quello che è appunto l'inquinamento industriale, all'inquinamento dell'agricoltura, a quelle che sono le necessità di ridurre le emissioni in atmosfera, soprattutto dovute magari proprio al traffico e a quello che è il riscaldamento. Dobbiamo puntare su quello che può essere il riutilizzo di energie rinnovabili, però stando attenti a quello che può essere l'impatto, ad esempio, della biomassa, cioè della legna, che bruciata in maniera non controllata sicuramente crea un ulteriore aggravio delle polveri sottili nell'ambito della nostra atmosfera. L'obiettivo è quello di dare veramente un sistema soprattutto di trasporto che vada a incidere notevolmente sulla riduzione di quello che è il traffico su gomma. La metropolitana di superficie sicuramente darà una risposta spostando quello che è il trasporto pendolare su rotaia rispetto appunto a quello che è il traffico su gomma. Un altro aspetto importante è quello delle energie rinnovabili che guardano soprattutto all'utilizzo del fotovoltaico, dell'eolico, dell'idroelettrico, che sicuramente vanno a ridurre poi l'impatto della produzione di energia da combustibili di petrolio. Allora ringraziamo come sempre il nostro assessore Conte e anche il nostro ospite d'onore Centenaro, vedete che le vecchio, Centenaro addirittura, per questa bellissima esperienza che invitiamo tutti quanti a fare. Infatti un consiglio a se casa la macchina e armeve de bicicletta, perché andare in bicicletta fa bene, va bene. Allora, però guardate che vi è spesso desiderio per tutti di provare il nostro tandem e non altri in via del tutto eccezionale. Sì. Anche perché le volte precedenti non so come mai. Per me raccomando, 5 minuti. Giretto breve. Dobbiamo andare a Padova noi anche, quindi. Trattarlo con cura. Una mano. Godito mica a bicicletta fa bene. A posto. Mi raccomando, piano. Piano. Vai. Avanti, vedi che scorta questi qua. No, ma io devo dei problemi. Godito, cosa batte questi qua? Cioè, Godito che vedo più. Godito ti dai a bicicletta a questi qua. Come che finimo adesso? Guarda che è lunga arrivare a Padova. Che finimo. Come so, piano. Andiamo a piedi. Però toccati. Guarda che Padova è qua. Ah sì? E ora se parlo di qua mi vado di qua e ti devo di qua. Vabbè, ciao. Andiamo.